Porta del mondo. Mi chiamo Svetlana e sono ucraina. Ho scelto questa porta perché per me è qualcosa di speciale. Rappresenta la prima impressione o espressione di un mondo, di un modo di vivere, di un universo diverso da me. Perché ogni luogo, ogni mondo ha una porta. Allo stesso tempo, la porta è protezione. Quando chiudo la porta, mi sento a casa, nel mio mondo, nel mio universo. Infatti, la associo alla casa e ai luoghi nativi. Da piccola ho vissuto in una vecchia casa, con una grande porta a due ante. Ricordo che giocavo a nascondino con altri bambini e amavo nascondermi sempre dietro quell'enorme porta che mi proteggeva e che mi dava sicurezza. Con il trascorrere degli anni, la passione e la curiosità per le porte si è fatta sempre più forte. Quando andavo a scuola, mi piaceva osservare la vita che si svolgeva all'interno delle case che trovavo lungo la mia strada. Più di tutto, mi piaceva osservare le porte d'ingresso, che immaginavo fossero la rappresentazione delle famiglie che vivevano in quelle case. Ne osservavo le caratteristiche, i disegni, le maniglie e lo stile. Ho sempre guardato ai piccoli elementi. Di qui è composta la porta. Di quelli più antichi apprezzo i materiali, le lavorazioni e il profumo del legno. Forse amo così tanto il profumo del legno perché il mio bisnonno era falegname. Ora, esplorando i nuovi luoghi, non posso fare a meno di fotografare le porte particolari che si affacciano sulle strade che percorro, perché ogni porta è unica e ha la sua storia. Lo faccio per amore verso questo elemento e per documentare la creatività di un'arte antica che con industrializzazione per processi produttivi sta morendo. La porta è un elemento a me caro, quasi sacro, che mi fa sentire a casa, in famiglia, al sicuro. Allo stesso tempo è qualcosa che mi dà entusiasmo, perché è l'inizio e la rappresentazione di nuovi luoghi, nuove culture e nuove emozioni che si possono scoprire varcando la storia.